Eder. Mech. Pallister. Caso Resinovic, i due sacchi neri del ristoratore, il nuovo capitolo della torcida pro-suicidio. Nel caso di Liliana Resinovic c'è una curiosa legge non scritta. Quando la pista del suicidio è in difficoltà, ecco spuntare un nuovo personaggio con una storia perfetta per rianimarla. Archiviato il tentativo disastroso della vertebra T2 e del tecnico che si autoaccusa per poi finire indagato, adesso è il turno del ristoratore in pensione che, dopo 3 anni di silenzio, ricorda all'improvviso di aver dato a Liliana 2 sacchi neri misteriosi e di essersi molto insospettito. Il copione comincia un sabato mattina di novembre. L'ex titolare della pizzeria Delfino di Via Nordio, Alfonso Buonocore, suona al campanello di Via del Verrocchio, dove vive Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana. «Devo parlarti di tua moglie», esordisce. Una frase che, da sola, basterebbe per aprire un film. Viene fatto accomodare in cucina, in quell'appartamento al piano terra dove tutto parla ancora di Lilli. Lì racconta che, tempo prima della scomparsa, Liliana sarebbe andata da lui a chiedergli dei sacchi neri. Non una volta, 2. Il dialogo viene registrato dal cellulare di Sebastiano e lo stesso Sebastiano, stando a quanto riferito, si prepara a consegnare l'audio alla squadra mobile. Buonocore, originario della costiera amalfitana, vive a Trieste da oltre 40 anni. Oggi è in pensione. La pizzeria l'ha ceduta da tempo, ma quel ricordo sostiene di averlo ben fisso in mente. Dice che il primo incontro avviene mentre lui è fuori dal locale e sta portando via dei sacchi di immondizia. In quel momento arrivano Liliana e il marito. Lui cerca parcheggio nelle vicinanze. Lei si avvicina al pizzaiolo e gli chiede se le può vendere uno di quei sacchi neri che sta trascinando verso il punto di raccolta. Lui recupera un sacco. Lei lo infila nella borsa prima che arrivi il marito. Poi entrano in pizzeria e pranzano. Liliana, racconta, ordina la sua solita pizza margherita, Sebastiano una pasta asciutta. La storia non finisce lì. Il giorno successivo, dice il ristoratore, si ritrova Liliana davanti al locale, questa volta da sola. Gli chiede un altro sacco nero. Fuori fa freddo, lui la fa entrare, le offre un caffè e va in magazzino a recuperarne uno dal pacco di scorta. Lei vuole pagarlo 50 centesimi. Lui scherza dicendo che lo metterà in conto a Sebastiano. È in quel momento che, secondo la sua versione, Liliana si farebbe improvvisamente seria e gli chiederebbe di non parlare con nessuno di quella richiesta. Una riservatezza che, dice, l'ha colpito. Liliana era sì una donna discreta e di poche parole, ma quella insistenza nel mantenere il segreto gli sarebbe rimasta impressa. Fin qui la ricostruzione. Poi c'è la parte logica, che cigola da tutte le parti. Perché una donna che vive in un normale condominio cittadino, circondata da supermercati, negozi di casalinghi e persino pizzerie molto più vicine alla sua abitazione, come l'Olandese Volante in Viale Raffaello Sanzio, zona che lei e Sebastiano frequentavano abitualmente, dovrebbe percorrere circa 2,7 chilometri, cioè almeno 35 minuti a piedi, per andare a recuperare 2 sacchi neri proprio in quella pizzeria del centro. In qualsiasi casa i sacchi della spazzatura stanno sotto il lavello. Se servono sacchi più robusti, si scende al supermercato di zona. Qui invece si racconta di una cliente che fa quasi 3 chilometri per un oggetto banalissimo e che in più pretende il silenzio assoluto su questo affare di Stato da 50 centesimi. La posizione della pizzeria aggiunge un ulteriore livello di stranezza. La Delfino si trova in via Nordio, praticamente al centro del triangolo caldo del caso Resinovic, a circa 300 metri dall'ospedale maggiore, nei pressi del quale una testimone colloca intorno al 22 dicembre un avvistamento di Liliana che la supera facendo versi strani e che viene poi riconosciuta come la donna scomparsa. A circa 350 metri dal negozio Wind di via Cesare Battisti, meta teorica della mattina del 14 dicembre secondo le ricostruzioni iniziali. Insomma, la pizzeria è un nodo geografico centrale della vicenda, con una coincidenza a dir poco scenografica. Proprio lì, nel cuore del tracciato più discusso dell'intera storia, sarebbe avvenuta questa doppia, segretissima fornitura di sacchi neri. Buonocore non si limita a dire «le ho dato dei sacchi». Entra nel dettaglio. Spiega che non si tratta dei sacchi arrotolati che si comprano al supermercato, ma di sacchi grandi, spessi, venduti in pacchi da una ditta che lui colloca nella zona di Grado. Quelli che lui usava in pizzeria arrivavano in confezioni da 3 o 4 pezzi.
Quando ha lasciato l'attività, racconta, ha trasferito il materiale residuo a casa sua e sostiene di avere ancora un lotto identico ai sacchi che avrebbe consegnato a Liliana. Ne mostra uno sul tavolo della taverna. Un sacco grande, robusto, di quelli da rifiuti impegnativi. L'idea, neanche troppo implicita, è che gli inquirenti possano comparare questi sacchi gemelli con quelli trovati sul corpo di Liliana nel boschetto dell'ex op. Qui entra in scena la parte scientifica. In realtà quei due sacchi neri infilati sul corpo di Liliana sono da tempo oggetto di analisi serrate. Nel corso dell'incidente probatorio sono tornati sul tavolo di 3 periti, un biologo, un genetista e un esperto di materiali, che stanno conducendo accertamenti genetici, dattiloscopici e merceologici. È la terza volta che questi sacchi passano sotto la lente di uno specialista. Erano già stati esaminati nella prima fase delle indagini, insieme al cordino, agli abiti e ad altri reperti, e poi ancora dopo che il giudice aveva respinto la richiesta di archiviazione, disponendo nuovi accertamenti. Formalmente nei verbali vengono definiti sacco dell'immondizia di cellofane di colore nero. Uno ricopriva gli arti inferiori, l'altro il busto. Le misure riportate dalla polizia scientifica parlano in un caso di 106 cm x 75, nell'altro di 100 x 70. Sono stati tamponati ovunque, esterno, interno, bordi. Non sono emerse impronte digitali utili neppure di Liliana. Su quei sacchi c'è il DNA della donna e ci mancherebbe, visto che il corpo era letteralmente imbustato dentro. Ma non ci sono le sue impronte né quelle di altri, nessuna traccia papillare riconoscibile, solo frammenti indistinti. Il percorso dei sacchi, dal boschetto all'obitorio, è noto. Dopo il ritrovamento del cadavere, il medico legale incaricato di quella prima ispezione aveva tagliato il cordino che teneva uniti i 2 sacchetti di nylon più leggeri che Liliana aveva sul capo, per poter identificare rapidamente il cadavere. Quei sacchetti impregnati di liquidi e contaminazioni erano stati riposti nel sacco funebre insieme ai grandi sacchi neri. Ecco spiegata l'abbondanza di DNA della 63enne su quei reperti. È la conseguenza naturale del contatto diretto e prolungato con il suo corpo, non la traccia di chi li ha maneggiati in origine. Su uno dei sacchi, in un primo momento, era stato notato un segno interpretato come possibile impronta guantata. Più avanti le analisi hanno chiarito che non si trattava di un guanto, ma del disegno lasciato dalla trama dei jeans di Liliana, schiacciati contro la plastica. L'unica traccia biologica effettivamente maschile significativa non compare sui sacchi, ma sul cordino che teneva uniti i sacchetti più leggeri intorno al collo. Anche lì, però, i confronti genetici con i profili di Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Salvatore Nasti, Fulvio Covalero e Pier Giorgio Visintin hanno dato tutti esito negativo. Il DNA maschile non corrisponde a nessuno di loro. Nonostante questo quadro tecnico già così denso, nel racconto dell'ex pizzaiolo si fa strada un'idea. Se i sacchi che lui conserva a casa risultassero compatibili con quelli del boschetto, questo potrebbe giocare a favore della tesi del suicidio, di un gesto volontario. In pratica, se Liliana ha preso da lui dei sacchi molto simili a quelli in cui è stata ritrovata, forse stava preparando da sola il proprio imballaggio finale. Una teoria che, detta così, sorvola elegantemente sul piccolo dettaglio che nessuno ha dimostrato che quei sacchi siano davvero gli stessi, e soprattutto che ci vuole una certa fantasia per immaginare qualcuno che si lega, si imbusta e si deposita da solo in un boschetto. Resta da capire perché Buonocore abbia deciso di parlare soltanto adesso. Lui stesso dice che, all'epoca dell'episodio, aveva accennato la cosa a un amico carabiniere, il quale lo avrebbe invitato informalmente a farsi gli affari suoi e a stare fuori da quella storia. Consiglio che l'ex ristoratore avrebbe seguito con scrupolo per anni. Poi di recente, seduto davanti alla televisione, guardando un programma sul caso, avrebbe realizzato che non è ancora risolto. Da lì la decisione di andare da Sebastiano a riferire quel particolare. Sottolinea che non c'era grande confidenza fra loro. Sebastiano e Liliana erano clienti della pizzeria. Lui si occupava anche dei coltelli del locale, conosceva il figlio, ma i rapporti finivano lì. E tiene a precisare di non avere alcuna certezza, solo una strana coincidenza. Non sa se i sacchi che ha dato a Liliana siano davvero quelli trovati addosso al corpo. Lei dice di aver voluto solo segnalare quella memoria che lo tormentava. Saranno altri a valutarla. Il punto è che, pur ripetendo "non ho certezze",
Il messaggio implicito che questa storia porta nel dibattito pubblico è fin troppo chiaro. Liliana si muove autonomamente, si procura sacchi particolari in un luogo geograficamente sensibile per l'inchiesta, insiste sul segreto e un giorno quei sacchi finiscono su di lei in un boschetto. È un racconto costruito per spostare l'attenzione dall'azione di terzi alla volontà della vittima. Non stupisce che venga proposto proprio nel momento in cui la pista del suicidio è scientificamente sempre più fragile. Se si toglie la patina di suggestione, restano domande molto concrete. Perché scegliere una pizzeria lontana quasi 3 chilometri da casa, quando ci sono sacchi ovunque nel raggio di poche centinaia di metri? Quando esattamente sarebbero avvenuti questi due episodi? Perché non è stato messo a verbale nulla quando Liliana è scomparsa, né dopo il ritrovamento del corpo, né dopo i primi servizi con l'immagine del boschetto e dei sacchi neri? Perché presentarsi 3 anni dopo non alla procura, ma direttamente dall'indagato, con un racconto che, se preso per buono, sembrerebbe un assist perfetto alla sua linea difensiva? Finché queste domande resteranno senza risposta, i 2 sacchi neri del ristoratore somiglieranno più all'ennesimo capitolo della Torcida pro-suicidio, una cospirazione narrativa morbida fatta di memorie tardive e coincidenze a orologeria, che ha un vero passo avanti verso la verità su cosa sia davvero successo a Liliana Resinovic. Nel frattempo, le perizie parlano ancora di intervento di terzi, di asfissia, di un corpo legato e imbustato in modo tutt'altro che compatibile con un gesto solitario. E contro quei dati, nemmeno il più spettacolare sacco nero di Via Nordio, per ora, sembra poter molto. Dopo la chiusura della sua pizzeria, il proprietario si ricorda che 4 anni fa Liliana andò da lui a chiedere dei sacchi neri. Ma la cosa più sorprendente è che si ricorda anche che lei prese una margherita e Sebastiano la pasta asciutta, una memoria prodigiosa. Oltretutto noi sappiamo che i sacchi neri erano giù nella cantina di Via Verrocchio, erano a casa di Liliana. Sappiamo che Liliana frequentava moltissimo la pizzeria L'Olandese Volante, tanto che sono rimaste tracce nei suoi messaggi. No, lei i sacchi li va a cercare in centro. Tra l'altro c'erano anche dei supermercati molto vicini a casa sua, ma lei i sacchi li va a cercare in centro e poi, per non attirare l'attenzione, dice anche: non dire a nessuno che ho voluto dei sacchi neri. Non è difficile immaginare che tra 5 minuti Sergio partirà di nuovo all'attacco con un nuovo esposto. Queste persone, se conoscevano verità così importanti, erano tenute a rivelarle per tempo. Oggi creano solo un danno e un intralcio a chi sta indagando. Dimmi, ti ricordi di me o no? No. Vabbè, sono del Delfino. Ah, ecco, sì. Allora, il cameriere. No, sono il pizzaiolo. Il pizzaiolo. Sono il proprietario. Sì. Il proprietario, che andavamo in bicicletta. Bravo. No, e quello era ci siamo visti da solo. Quello era Gigi. Ah, Io ero quello lì del forno, il pizzaiolo. Ti volevo raccontare un particolare. Dimmi. Che Possiamo andare in cucina? Come vuoi. Sì, dai, che fa freddo. Scusami se non sono tanto a posto. Permesso, Sebastiano. Accomodati. Permesso. Andiamo di qua, dai. Siediti. Adesso mi siedo? Sì. Adesso Pizzaiolo, lo dico. il pizzaiolo, sì, mi ricordo. lo dico a te. È buona pizza, cazzo. Grazie. Adesso lo dico a te e tu a sua volta fai presente quello adesso io ti sto dicendo. Ok. Allora, l'anno non me lo ricordo. Mi ricordo che c'era il Covid. Sì. O 2019-2020. Sì. Capisci? Sì. Allora tua moglie era davanti alla porta del locale. Io esco fuori e gli domando dov'è Sebastiano? Lei mi dice è andato a parcheggiare in piazza ospedale. Sì. È andato a parcheggiare in piazza ospedale. Allora io vado fuori con un sacco di scovate, con i sacchi neri, li porto nei bottini. Quando io torno e mi dice Alfonso, mi vendi un sacco nero? Se mi vendi un sacco nero, io vado in magazzino e gli do questo sacco nero. Poi siete entrati dentro e c'era Adriano e Enzo. Adriano e Enzo, sì. A soldo. Perché andavamo sempre a mangiare la pizza. Boh, e finisce là, no? L'indomani, la mattina poi torna di nuovo,
Mi dice, però non entra dentro, sta di fuori in marciapiede e mi chiamo, vado fuori, dico cosa c'è Liliana? Dice, mi sembra dai ancora un sacco nero. Vado in magazzino, lei è sempre fuori, vado in magazzino e io vado a prendere un altro sacco nero. Siccome era freddo, era novembre, fine novembre, dico, mo, vieni dentro e ti faccio un caffè. Lei entra dentro, io faccio il caffè e mi dà 50 centesimi, due sacchi neri. Dico no, ascolta, lascia stare, che quando lo metti in conto a Sebastiano, da 50 centesimi, dice, no, ti prego, non parlare con nessuno. Questo voglio dirti, basta. Ho capito. Cioè, adesso ma io non è che voglio fare... No, hai fatto bene a dirmelo, guarda, che ti ringrazio. Probabilmente perché i sacchi neri... non si riesce a capire. Allora, I sacchi neri venivano da... Allora, Però vedi, adesso su questi sacchi neri non ci sono impronte. Ascolta, allora quei sacchi neri, io a casa... erano rotolati. Erano nuovi, piegati. Piegati come? O arrotolati? No, erano piegati in quattro, sono quei sacchi, quei duri. Quei duri. Allora, siccome è un lotto di quei sacchi, l'ho conservato. Ah, ce l'hai ancora? Perché poi ho chiuso la pizzeria, che poi da quel giorno non vi ho più visti. Diciamo, siccome guardiamo a fine novembre. Hai un numero di telefono? Di chi? Tuo, così che se posso chiamarti, non puoi dire così dopo. Sì, ce l'ho. E a casa ho conservato quei sacchi neri, un lotto di quei sacchi neri. Aspetta che mi prendo il numero di telefono. Cioè, se vuoi parlare con il tuo avvocato. No, ma cosa mai... E gli vuoi raccontare questo Ti particolare. ringrazio, guarda, ti ringrazio. Ti ringrazio. Come stai? Male sto. Come ieri, l'altra sera, che parlavano di nuovo. Va bene, dai. No, ti saluto a Ti Sebastiano. ringrazio veramente di cuore. Se hai bisogno, diciamo, se qualcuno, magari l'avvocato, qualcuno Di che anno sei? che mi vuole, 55. Sì, cioè. Se qualcuno mi vuole sentire, sono qua. Va bene, ti ringrazio. Ti saluto. Da che? Vai. No, ciao Sebastiano. Ciao. Ciao. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.